Sardegna, una terra da vivere, da raccontare, ma soprattutto da amare. In questa puntata vi sveleremo il segreto per preparare la panada seminese. Siamo ospiti di una casa campidanese di Assemini, nei pressi della chiesa di Sant'Andrea, dove dal 1990 l'omonima associazione culturale si riunisce per mantenere vive la cultura e le tradizioni di una comunità che ha saputo conservare la memoria popolare e proteggere i passaggi del tempo. L'associazione Sant'Andrea ha incominciato nel 1990, ci siamo 15 anni che facciamo la panna d'arte. Poi da 4-5 anni abbiamo incominciato dalla spiga alla tavola, i sapori di Vita Nostra. Piano piano stiamo crescendo con la festa di Sant'Andrea, si svolge sempre la terza domenica di settembre e così abbiamo inserito la nostra gastronomia di Assemini con la panada. Oggi parliamo di un piatto unico della tradizione gastronomica di Assemini, un involucro di pasta che racchiude un ripieno di ingredienti particolarmente gustosi. Uno scrigno saporito di semola che abili mani lavorano e condiscono secondo un antico sapere tramandato con cura. Il prodotto tradizionale di Assemini è la panada. Adesso vi spieghiamo un po' il procedimento, tutte le cose che mettiamo, la carne di agnello e le anguille, che sono le cose principali. E questi sono gli ingredienti: 700 di farina, 300 g di semola, 150 g di strutto, 25 g di sale, un bicchierino di olio di oliva e l'acqua per l'impasto. Questo è per lavorare la pasta. Adesso vi faccio vedere la lavorazione. Quando facciamo la festa per panna d'arte, siamo un bel po' di donne, riusciamo a fare anche 400 panade per la sagra. La pasta è pronta, la facciamo riposare un pochino e poi si possono fare anche le panade. Adesso iniziamo con la preparazione della panada di carne. È venuta in aiuto, in mio soccorso, è venuta Efisia. Possiamo cominciare? Dai, iniziamo. Si comincia a stendere la pasta. Adesso facciamo una bella sfoglia, non troppo grossa, ma neanche troppo sottile. Adesso mettiamo la sfoglia nella teglia. Naturalmente prima non c'erano le teglie da buttare, ma si usavano le teglie in terracotta, sicuramente i piatti. Per questa fase, per la panada, sono questi gli ingredienti. Allora c'è l'aglio, il pomodoro secco, il prezzemolo e il pepe, le patate, le anguille e il sale naturalmente. E per ultimo l'olio. Efisia, tu stai già mettendo la carne? Sì. Ok, allora io continuo nel mettere le anguille. Adesso facciamo il coperchio della panada e terminiamo poi con la chiusura. Mia nonna la faceva col buco. Una volta che la panada aveva il coperchio, faceva la chiusura, no? E poi gli faceva un buchettino e lasciava una sorta di tappino, no? Così. Una sorta di tappino che si metteva sopra. Quando la panada stava cuocendo nel forno, arrivata a una certa ora, non so quanto, perché ero piccola, no? E la toglieva fuori, toglieva il tappino, ci aggiungeva un po' d'acqua dentro la panada e poi ci rimetteva il tappo e la rimetteva a cuocere.
Adesso dobbiamo pensare a fare la chiusura, l'ultimo passaggio, diciamo. Sì, la panada è terminata, adesso la mettiamo nel forno, l'accendiamo a 200 gradi all'inizio per circa mezz'ora e poi proseguiamo, scendiamo la temperatura a 170 e la lasciamo per circa un'ora, un'ora e 10 e poi si mangia. Questo è il risultato finale, dopo circa un'ora e mezza di lavoro e tutto quanto. Questo è il risultato finale, la cottura, pronte a mangiare. Allora, noi vi aspettiamo nella casa Campidanese di Assemini, Sant'Andrea, vi aspettiamo per Pana d'Arte, come ogni anno, numerosissimi. Tra i percorsi di una Sardegna che non smette mai di stupire, in questa puntata abbiamo provato in qualche modo a regalarvi la fragranza, i profumi e i sapori del piatto tradizionale di Assemini, Sapanada. Con Sardegna da Mare vogliamo raccontarvi la nostra isola a 360 gradi e per questo io vi aspetto sabato prossimo con una nuova puntata. E ricordatevi che chi ama la Sardegna, chi la ama davvero, viaggia con Sardegna Live.